Si parte con l'accensione delle prime luci il 22 novembre, quindi sui palazzi monumentali, in Prato della Valle, nelle rotonde, con i coni diffusi in tutta la città, quindi si agganciano le luminarie predisposte dai commercianti nelle vie dello shopping, e poi l'appuntamento è il 30 novembre con il momento più atteso, l'accensione dell'albero, che quest'anno faremo insieme ai Neri per Caso, che ci accompagnano nel momento di accensione dell'albero. E sarà solo l'inizio, perché con l'accensione dell'albero prenderanno il via le iniziative natalizie a Padova, i mercatini per le vie del centro, il villaggio di Babbo Natale in piazza Remitani, il trenino nelle vie cittadine. Novità di quest'anno, la rinnovata pista di pattinaggio sul ghiaccio in Prato della Valle. E quest'anno sarà raddoppiata nelle dimensioni e potrebbe essere la pista di pattinaggio più grande all'aperto nel nord Italia, e sarà anche affiancata da un villaggio natalizio, una delle grandi novità visto il successo dell'anno scorso. E proprio Prato della Valle tornerà anche ad ospitare la festa di Capodanno, che per alcuni anni si era spostata in piazza Insurrezione. Perché abbiamo visto in questi anni che il numero di persone che frequentano il Capodanno in piazza è crescente, stiamo investendo su artisti sempre di prima fascia e quindi vogliamo cercare di riempire il prato, che da un lato avrà la pista di pattinaggio e dall'altro lato, quello verso via Umberto I, verso Palazzo Angeli, avrà un grande palco pronto ad ospitare un artista che ci allieterà nel momento in cui trascorreremo la serata più importante per attendere il 2025. Festa per i padovani e per i tanti turisti che la città saprà attrarre. Siamo una città importante per il Veneto, siamo una città che può competere con tutte le altre città in maniera efficiente e importante, quindi io dico che il Natale a Padova sarà un Natale molto frequentato, è sempre stato diciamo una città attrattiva e quindi ci aspettiamo un risultato importante.